Per oggi era stato indetto uno sciopero di tutte le testate del gruppo Gedi, sia cartacee che online. Da qui oggi le pagine online non sono aggiornate e domani i quotidiani del gruppo Gedi non saranno in edicola. L'allarme è che tutte le numerose testate del gruppo siano messe in vendita, inclusi il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso. È stato infatti reso noto che ora si andranno a valutare proposte per singole testate o per gruppi, cambiando drasticamente la strategia che si era decisa alla fine dell'anno scorso. Tutte le testate del gruppo in stato di agitazione hanno quindi annunciato iniziative di protesta. Per il Veneto le testate Gruppo Gedi rappresentano un valore giornalistico ma anche di coesione e identità territoriale. Smembrarlo sarebbe un danno per tutti i cittadini, hanno affermato i consiglieri regionali del Partito Democratico, esprimendo solidarietà ai lavoratori verso i quali ritengono doveroso un intervento della Regione per scongiurare chiusure e depotenziamenti. Anche il presidente dell'intergruppo Lega Liga Veneta, Alberto Villanova, si dice vicino ai lavoratori del gruppo, facendo notare che le testate locali del gruppo Gedi sono in ogni luogo di aggregazione del Veneto, auspicando che le attuali preoccupazioni non trovino fondamento per la libertà di stampa e per il Veneto. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa proprietario. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.